Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa serata. Sospetto che molti di voi fossero ieri sera al Teatro Giovanni da Udine ed è stato un momento per tutti i presenti decisamente speciale. Era la serata inaugurale di questo sesto meeting, conferenza EU-USA sul DNA Repair ed è iniziata all'insegna di un'immagine simbolica di grande importanza, che è l'immagine di Watson e Crick intenti a presentare il modello del DNA che avevano appena elaborato. Un modello fatto di tanti pezzettini di metallo attaccati insieme con aste, pinze, che attualmente, sapete, è conservato al Museo della Scienza di Londra ed rappresenta un'icona della biologia del Novecento. Però è stato notevole della serata di ieri quello che è accaduto dopo questa introduzione, quando il premio Nobel Lindahl ha fatto vedere che il DNA è tutt'altro che una struttura immutabile come quel modello di metallo e aste e pinze, ma è soggetto a cambiamenti determinati dalle sostanze con cui può venire in contatto, e ne abbiamo sentite nominare diverse. In effetti di sostanze con cui il nostro DNA, noi stessi, il nostro DNA può venire a contatto ce n'è in quantità. Ogni giorno ognuno di noi incorpora un paio di chili di alimenti, un paio di litri di acqua, respira 6-8 mila litri di aria, con tutto quello che c'è dentro. Ed è difficile anche solo immaginare quanti sono le sostanze chimiche con cui noi possiamo venire in contatto. Per preparare questa breve introduzione mi è venuto la curiosità di vedere quante sono le sostanze chimiche che ci sono là fuori. Come si fa a saperle? È sostanzialmente quasi impossibile, però si può fare riferimento a un archivio che si chiama CAS, che è tenuto dall'American Chemical Society. In questo archivio sono schedate 133 milioni di sostanze, il che è un buon numero, ma la cosa veramente impressionante è uno dei dati riportati nel sito dell'American Chemical Society, ed è il numero di sostanze che vengono aggiunte a questo archivio ogni giorno. Io sono rimasto letteralmente stupefatto a leggerlo, e si tratta di 15.000 sostanze aggiunte ogni giorno a questo archivio. E non sono tutte sostanze nuove, alcune sostanze naturali che vengono identificate, altre sono sostanze che vengono sintetizzate nei laboratori, ma quello che capite è che c'è una infinità di molecole là fuori con le quali possiamo doverci confrontare. E poi ci sono altri tipi di influenze a cui siamo sottoposti, radiazioni, rumore. Poi ci sono le interazioni che ognuno di noi intrattiene con i suoi simili. Pensate alla nostra vita di cittadini e quanti contatti umani abbiamo ogni minuto. Insomma, ci sono una quantità di fattori ambientali che ci interessano e possono influenzare noi stessi e la nostra salute. E data l'enormità di questi stimoli, capite bene che è una impresa notevole quella di capire in che modo tutti questi stimoli chimici e fisici e psicosociali possono interferire con la nostra salute. Però è una sfida apparentemente essenziale, perché risulta da dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che un quarto circa delle cause di morte ogni anno dipendano da questi fattori ambientali. Ecco. Allora, per cercare di capire in che modo l'inquinamento ambientale può influire sulla nostra salute, abbiamo approfittato della presenza a Udine, in occasione della conferenza inaugurata ieri, della professoressa Eugenia Dogliotti dell'Istituto Superiore di Sanità, la quale per l'appunto ci presenterà una relazione dal tema inquinamento ambientale e salute umana.
Eugenio Dogliotti dirige il Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e si è formata a Roma, alla Sapienza, e successivamente in Olanda, ma ha soggiornato anche per motivi di ricerca all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology. È stata ed è tuttora molto attiva nella ricerca, essendo autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e anche libri naturalmente, e quello che vale la pena di sottolineare è che nel 2015 ha anche ricevuto il premio Fritz Sobels, il più alto riconoscimento per studi nel campo della mutagenesi ambientale. E stasera abbiamo la fortuna di averla tra di noi per parlarci per l'appunto di inquinamento ambientale e salute umana. Grazie. Sono passata veramente da un'attività lavorativa nel settore della riparazione del DNA, che come sapete è l'obiettivo principale del congresso che si tiene in questi giorni ad Udine, quindi sono passata da un lavoro molto specialistico ad un ruolo in cui invece ho modo, e questo è l'aspetto affascinante del ruolo che copro attualmente, veramente di provare a valutare questo percorso complesso che va dall'esposizione agli effetti sulla salute, essendo la missione del nostro Dipartimento quella di condurre studi di monitoraggio ambientale, di biomonitoraggio, quindi là dove è possibile studi in cui si cerca di valutare quanto del contaminante ambientale è stato bioaccumulato nell'organismo, e studi sugli effetti sulla salute, quindi studi epidemiologici. E quindi andiamo proprio a toccare quel settore, credo che tutti siamo esposti a questa problematica anche dai giornali, che è quello che ci sta molto a cuore, di capire e di poter correlare con una casualità, quindi con un nesso causale, i fattori ambientali agli effetti sulla salute. Ora, questa prima diapositiva proprio mostra anche il motivo per cui il nostro dipartimento si chiama Ambiente e Salute. In realtà ambiente e salute sono due facce della stessa medaglia, e trovo interessante questa citazione del vice direttore generale dell'OMS, che ci dice che un ambiente sano è alla base di una popolazione sana. E in questo grafico si vede come esiste un'interazione molto importante tra il nostro background genetico, i nostri geni, l'ambiente, il nostro stile di vita e gli effetti sulla salute. Credo che l'esempio veramente più convincente del fatto che i fattori ambientali sono il determinante principale del nostro stato di salute viene da una malattia che in realtà ho studiato per diversi anni nel nostro reparto, ed è una malattia che si chiama Xeroderma pigmentosum. Sono i famosi bambini della luna, sono bambini che, avendo un difetto nella riparazione del danno al DNA e in particolare un difetto nella riparazione del danno indotto da luce solare, sono purtroppo costretti a vivere nelle ore notturne, per questo si chiamano i bambini della luna. Eppure anche in questo caso, in cui c'è questa malattia genetica che è estremamente rara, parliamo di un caso su 10.000, anche in questo caso, se i bambini non sono esposti alla luce solare, non sviluppano tumori, che è il motivo, i tumori della pelle, è il motivo per il quale questi bambini purtroppo muoiono precocemente. Quindi anche in un caso, diciamo, di difficoltà dal punto di vista del nostro background genetico, cioè quindi un background che non è equipaggiato correttamente per rispondere al danno da agenti ambientali, anche in quel caso, se non c'è l'esposizione a fattori ambientali, non si sviluppa la patologia. In realtà questo è quanto è stato detto poco fa nell'introduzione, questo è il concetto che oggi tutti noi abbiamo accolto, il concetto di salute, che è un concetto molto più ampio, non è soltanto l'assenza di malattia. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. E questa è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che anche mette in evidenza come i contaminanti ambientali, siamo stati abituati per anni a pensare soltanto a contaminanti di tipo chimico, fisico, biologico, in realtà includono tra i fattori che possono essere la causa di effetti sulla salute anche i fattori psicosociali. E in realtà questo è un aspetto che sta emergendo nelle ultime indagini ambientali in modo molto forte, per cui gli studi, poi adesso ne parleremo tra un po', devono essere corretti per le disuguaglianze sociali, che anche, voglio dire, è un concetto non facile da quantizzare quando poi si conducono studi epidemiologici.
Ora, questo è il dato allarmante di una stima fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a livello globale, che ci fa vedere che quasi 13 milioni di morti nel mondo ci sono ogni anno dovuti a esposizione a fattori ambientali. E questo ci porta a questo drammatico numero di 1 su 4 come cause di morte vede proprio i fattori ambientali. Questo rapporto di 1 su 4 diventa addirittura 1 su 3 nel momento in cui pensiamo ai paesi più poveri, dove i fattori, diciamo, gli effetti sulla salute più drammatici sono la malaria e le malattie diarroiche. E lo spettro di malattie alla quale contribuiscono fortemente i fattori ambientali è indicato in questa diapositiva, sono indicati per ordine decrescente di importanza, quindi al primo posto abbiamo l'ictus, le cardiopatie ischemiche, seguito dai tumori, dalle malattie respiratorie croniche, malattie diarroiche e la malaria. Ora, anche se pensiamo al nostro continente, in Europa le stime relative al 2012 indicano 1,5 milioni di morti ogni anno dovuto a fattori ambientali. E quello che è ancora più preoccupante è che esistono delle fasce vulnerabili, e sono le fasce di età a rischio, che sono state identificate nei bambini che hanno meno di 5 anni e negli adulti nella fascia di età tra 50 e 75 anni. Ora, questo quadro cosa ci dice? Che se noi siamo in grado di ridurre i fattori di rischio ambientali e sociali, possiamo prevenire 1/4 del carico globale di malattie. Quindi questa, insomma, è una sfida molto importante e credo che questo richieda assolutamente una politica ambientale adeguata. Ora, la presentazione di oggi va attraverso questi 4 punti. Il primo, vorrei farvi vedere alcuni dati che ci danno l'idea di quale sia il peso dei fattori ambientali sulla mortalità e morbidità. La morbidità è diciamo la possibilità di ammalarsi, quindi quanto incidono sul nostro rischio di malattia. Il secondo punto che vorrei farvi vedere è quanto in realtà è difficile valutare l'esposizione, perché oggi parliamo di esposizione a basse dosi e da un miscuglio, una miscela di contaminanti ambientali. Il terzo punto, vi darò qualche esempio di criticità ambientali nazionali. E infine, visto che ci sono dei giovani anche qui presenti, vorrei anche far vedere come in realtà c'è veramente una nuova frontiera di studio per tutti i giovani che sono interessati alla ricerca nel settore della salute ambientale. E la domanda è: possiamo sequenziare la nostra esposizione? Sapete bene dei grandi progressi nel sequenziamento del genoma umano, e la domanda adesso è questa: sequenziare l'esposizione vuol dire ovviamente identificare tutti i fattori che contribuiscono al profilo di malattia. Andiamo sul primo punto: qual è il peso dei fattori ambientali sulla mortalità e morbilità, quindi sul rischio di malattia. A questo riguardo credo che l'evidenza scientifica mostri in modo inconfutabile che i fattori ambientali hanno un effetto sulla salute. Ma come facciamo? E qui stiamo parlando soprattutto appunto di uno dei compiti del nostro istituto, cioè come si stabiliscono le priorità di un intervento sulla salute ambientale. E quindi a questo proposito vi voglio brevemente descrivere in modo semplice questo studio che è stato condotto su 6 paesi europei, tra questi anche inclusa l'Italia, e lo studio è stato condotto in realtà nel nostro istituto e anche con la collaborazione dell'Università di Milano, dove diciamo, l'obiettivo di questo studio era quello di valutare il carico di patologie associate all'esposizione a inquinanti ambientali. Quindi cosa hanno fatto questi ricercatori? Prima di tutto hanno selezionato 9 fattori di rischio ambientali. Qui le sostanze che vedete elencate sono state selezionate in base a quanto alto fosse il rischio di malattia in seguito all'esposizione a questi fattori ambientali, la percezione del rischio anche proprio, quindi quanto la salute pubblica, quant'è l'impatto percepito sulla salute pubblica, una serie di considerazioni anche di tipo economico e infine ovviamente anche è stata una selezione pragmatica, perché è stata fatta in base anche a quanti dati fossero disponibili su queste sostanze relativamente all'effetto sulla salute. Quindi le sostanze che qui vedete, insomma, sono nomi che sicuramente avete sentito diverse volte perché fanno parte del quadro espositivo di diverse situazioni ambientali: il benzene, le diossine, il fumo passivo, formaldeide e così via. E sono poi stati selezionati con una ricerca sistematica della letteratura gli effetti sulla salute laddove l'associazione causa-effetto fosse sufficientemente forte.
E qui vedete quali sono gli effetti sulla salute che sono stati associati a questi diversi inquinanti ambientali. Solo per nominarne uno, il benzene con le leucemie, questa c'è un'evidenza abbastanza forte in questa direzione, le diossine per tutti i tipi di tumore e così via. E il quadro che è emerso è quello che vedete qui in questa diapositiva, cioè dal 3 al 7% del carico annuale di malattie è in realtà dovuto a questi fattori di rischio ambientali, e qui vedete quanto ognuno di questi fattori pesa sul carico di malattie. Dalle fette della torta è molto evidente che il fattore predominante come fattore di rischio ambientale è proprio il particolato aerodisperso, e in particolare qui vedete è il PM2.5. E qui un'analisi che è stata fatta complessa dell'incertezza associata a questo tipo di studio mostra molto chiaramente che l'esposizione al PM2.5 è associata al più alto carico sanitario. I numeri sono abbastanza impressionanti: 4.500, 10.000 anni di vita sana persi per milione di abitanti nei 6 paesi, e in Italia circa 9.000. Ora, relativamente all'inquinamento atmosferico, quello outdoor, quindi all'esterno delle nostre abitazioni, è stato classificato dall'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro come cancerogeno per l'uomo, e quando l'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro classifica un composto chimico, una miscela di composti chimici come cancerogeni per l'uomo, questo viene fatto sulla base di evidenze sufficienti nelle prove sperimentali che in genere vengono fatte sugli animali, e anche su studi epidemiologici nell'uomo, quindi c'è un'evidenza sufficiente anche per l'associazione con effetti cancerogeni nell'uomo, nonché è stato riconosciuto un meccanismo biologico. Diciamo la definizione che la IARC segue per questa classificazione è molto importante, perché penso che faccia emergere 3 concetti importanti nella valutazione del rischio dovuto ad un fattore ambientale. Dobbiamo avere delle prove, sapete, utilizziamo sistemi sperimentali in vivo, quindi sono per lo più in genere su sistemi murini, e sui quali può essere testato in un modo, diciamo, relativamente più semplice l'effetto individuale di un fattore ambientale e di un composto chimico. Poi abbiamo bisogno di analizzare gli studi epidemiologici e di trovare che anche negli studi sulla popolazione questa associazione, che è suggerita dai sistemi animali, è presente. E poi il terzo punto molto importante è che ci deve essere una plausibilità biologica, per cui quel fattore ambientale deve essere in modo plausibile associato all'effetto sulla salute. L'inquinamento atmosferico da polveri è classificato sempre dall'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro come cancerogeno per l'uomo, anche questo. E in termini di mortalità, la stima del contributo annuale dell'inquinamento atmosferico per il tumore del polmone è di 60.000 morti nel mondo, ma quello che è ancora più drammatico è l'impatto sulle malattie cardiache e respiratorie non maligne, che è di 700.000 morti. Bene, quindi questo ci dice che a livello di politica ambientale un goal importante è quello di intervenire sull'inquinamento atmosferico. Non ci sono altri studi da dover condurre, in questo caso si tratta di fare una saggia politica ambientale, quindi bisogna lavorare sulla mobilità sostenibile, bisogna ridurre assolutamente l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare, bisogna controllare i siti industriali. Su questo, fra l'altro, ecco, un'informazione credo che è importante, perché in questo l'Italia è veramente al primo posto, è il fatto che esiste una sorveglianza epidemiologica continua su tutti i siti che sono a rischio perché presentano degli insediamenti industriali. Questo signore è Paracelso, che viene considerato, insomma, il grande maestro della tossicologia, che ha insegnato a tutti noi che per avere un effetto tossico è importante la dose. Quindi niente è un veleno se non viene dato ad una dose significativa. In realtà questo però non vuole dire che se siamo esposti a basse dosi non esiste un rischio. In realtà la situazione di esposizione che tutti noi, purtroppo, ai quali tutti noi siamo soggetti nelle nostre attività sia lavorative che ludiche, è un'esposizione a basse dosi ad una miscela di diversi contaminanti ambientali. E questo naturalmente porta a un cambiamento proprio nel paradigma della valutazione del rischio, dove prima ci si concentrava sul singolo contaminante ambientale e su questo si procedeva ad una valutazione del rischio. Adesso, se noi non siamo in grado di descrivere
la esposizione a questa miscela di contaminanti a basse dosi nella popolazione, abbiamo fallito parte del nostro compito di capire se esiste un reale rischio per la salute associato all'esposizione a contaminanti ambientali. E questo è un po', diciamo, il percorso che dobbiamo immaginarci nel momento in cui noi siamo esposti ad un contaminante ambientale. Possiamo misurare l'esposizione nell'ambiente, la possiamo misurare in diverse matrici, nell'aria, nell'acqua, nel suolo. Poi però quello che è veramente importante è quello che qui viene chiamata la dose interna, che quindi è la quantità di contaminante ambientale che raggiunge organi bersaglio importanti per la nostra salute. E questa è la famosa dose biologicamente efficace. E tutto questo percorso continua con una serie di manifestazioni precliniche fino ad arrivare all'effetto sulla salute. E tutto questo naturalmente è anche modulato dalla nostra suscettibilità individuale, per cui diciamo la nostra genetica, che come vi ho fatto vedere all'inizio con l'esempio dei bambini della Luna, ha un ruolo marginale, però comunque ha un ruolo di modificazione di questo percorso che va dall'esposizione agli effetti sulla salute. Particolarmente se pensiamo al fatto che molti agenti ambientali devono essere trasformati in un metabolite attivo prima di esercitare il loro effetto dannoso, e quindi il nostro make-up metabolico diventa molto importante per quello che riguarda la famosa dose interna che qui è indicata. E ora nel nostro dipartimento in realtà abbiamo diversi gruppi di lavoro che lavorano proprio su tutti questi aspetti. C'è un gruppo che si occupa di esposizione ambientale, un altro si occupa di biomonitoraggio, un altro si occupa di biomarcatori precoci, e poi infine c'è il gruppo degli epidemiologi ambientali che si occupa delle manifestazioni cliniche e di fare sorveglianza epidemiologica. Qualche esempio di criticità ambientale nazionale. Naturalmente è stato il primo caso che ho dovuto affrontare quando sono diventata direttrice del Dipartimento di Ambiente e Salute, è stato proprio il momento dell'esplosione della contaminazione dell'acqua potabile in alcune province del Veneto da sostanze perfluoroalchiliche, e credo che avete tutti letto sul giornale anche recentemente la polemica innescata da Zaia. Ora, l'Istituto Superiore di Sanità è intervenuto in questa emergenza ambientale e quindi vi descrivo così molto brevemente cosa sono questi composti. Li vedete, la struttura chimica che è indicata in questa diapositiva ci indica una catena alchilica idrofobica dove vedete tutti i gruppi sono sostituiti da fluoro, quindi questo rende questi composti estremamente idrofobici, e infatti non è un caso, loro hanno un'applicazione industriale estremamente diffusa e come indicato qui in vari prodotti. Un esempio sono anche le schiume che vengono utilizzate per spegnere gli incendi, ma anche il Gore-Tex, tutti questi materiali impermeabili che noi utilizziamo. In realtà il Teflon, che pensate insomma è stato veramente una scoperta industriale molto importante, è sintetizzato partendo da sostanze perfluoroalchiliche. Ora, questi prodotti per la loro struttura chimica hanno una stabilità elevatissima, purtroppo sono molto poco biodegradabili, hanno una resistenza ad alte temperature, inerzia chimica e sono estremamente persistenti nell'ambiente, e purtroppo però sono anche idrosolubili, per cui veramente è una tipologia di composto chimico veramente pericoloso per l'ambiente e per la salute, perché essendo idrosolubili si diffondono nell'ambiente idrico, e questo è quello che è accaduto nella regione Veneto. Ora, cosa succede? E qui siamo nella seconda parte di quel percorso che vi facevo vedere dall'esposizione agli effetti sulla salute. Cosa succede nel momento che queste sostanze perfluoroalchiliche sono nell'ambiente? Purtroppo sono bioaccumulabili, per cui una volta che sono rapidamente assorbite, come avviene per via orale, quello che accade è che la loro eliminazione è estremamente lenta, e con un riassorbimento a livello renale, e inoltre si legano, ma in modo molto stabile, con le proteine. E per questo, fra l'altro, il biomarcatore che è stato utilizzato, che è quello di misurare il loro bioaccumulo nel plasma, è perché loro si legano fortemente alle proteine del plasma e rimangono lì purtroppo per tempi estremamente lunghi, e credo che sia abbastanza impressionante guardare le emivite di questi PFOS e PFOA, sono due rappresentanti di questa categoria di sostanze perfluoroalchiliche. Nell'uomo 5 anni e mezzo per il PFOS, e per il PFOA quasi 4 anni. Quindi l'emivita nei sistemi murini invece è estremamente breve.
aumenta nelle scimmie, ma nell'uomo è veramente una persistenza purtroppo pluriennale. Qual è il loro meccanismo d'azione? In realtà loro sono quelli, lo sentiamo spesso dire, no? Sono distruttori endocrini, è una definizione che c'è spesso anche sui giornali. Cioè in realtà loro cosa fanno? Hanno degli effetti endocrini, causano alterazioni ormonali, sono in grado di attivare dei recettori nucleari, causano stress ossidativo e interferiscono con il metabolismo dei lipidi. Quindi è un effetto, diciamo, dal punto di vista meccanicistico molto ampio. E questo chiaramente è il problema che attualmente la Regione Veneto sta affrontando, perché non c'è un profilo di salute specifico associato all'esposizione a queste sostanze, ma è un profilo di salute che in realtà è lo stesso se abbiamo degli stili di vita non corretti. Quindi si tratta di correggere per lo stile di vita, che non è cosa facile. E sulla parte destra vedete i risultati sui sistemi murini, dove sono state identificate alterazioni endocrine dello sviluppo, tossicità epatica e renale, neurotossicità, immunotossicità, tumori in varie sedi. Per quanto riguarda l'esposizione umana non ci sono degli studi che indichino chiaramente una relazione causa-effetto con nessuna di queste patologie qui indicate. Ci sono dei suggerimenti, ma non c'è questa correlazione forte causa-effetto, e soprattutto insomma comincia a essere abbastanza evidente che, poiché queste sostanze sono soprattutto degli interferenti endocrini, ci dobbiamo aspettare alterazioni ormonali e alterazioni del metabolismo. Il rischio cancerogeno nell'uomo non è assolutamente un effetto rilevante, questo era su tutti i giornali che avessero anche un potenziale cancerogeno, ma questo non è assolutamente vero e non c'è al momento nessuna evidenza che indichi che queste sostanze sono cancerogene, tant'è vero che l'Associazione Italiana Ricerca e l'Associazione Internazionale Ricerca sul Cancro, la IARC, l'agenzia che vi nominavo prima, li ha valutati cancerogeno 2B, che vuol dire che c'è un'evidenza sull'animale, infatti vedete che ci sono tumori in varie sedi, però non c'è nessuna evidenza significativa nell'uomo. Bene, di fronte a questa criticità ambientale, come ci comportiamo noi, tutti gli enti istituzionali che dovrebbero intervenire in una situazione come questa? E qui ho messo una specie di cronistoria di quello che è accaduto per le sostanze perfluoroalchiliche, in realtà per darvi una misura di come la Regione Veneto sia intervenuta con una tempistica direi eccellente. Credo sia un bel modello di intervento su una criticità ambientale così seria. Nel 2013 sono stati disponibili i primi dati che indicavano una contaminazione da parte di queste sostanze della filiera idrica. Immediatamente questa segnalazione è stata fatta all'istituto, al nostro istituto, che ha proposto dei limiti detti di performance, cioè i limiti che si potevano ottenere con la migliore tecnologia disponibile, quindi sono stati proposti dei limiti nelle acque. E nel 2014, quindi l'anno successivo, la Regione Veneto ci ha coinvolto fortemente in una collaborazione scientifica dove siamo stati coinvolti nel biomonitoraggio. Essendo il nostro dipartimento, avendo le tecnologie adeguate, è stato possibile partire immediatamente con un biomonitoraggio delle popolazioni nelle zone più ad alto rischio e i valori sono stati confrontati con zone considerate di non esposti. E vedete, qui ho messo soltanto i dati relativi a una di queste sostanze perfluoroalchiliche e vedete che nelle zone più ad alto rischio i livelli sono circa 40 volte più elevati rispetto a quello che si trova nelle zone dei non esposti. E appena sono stati comunicati i risultati del biomonitoraggio è partita una ricostruzione, questa è stata una cosa molto interessante, una ricostruzione completa della filiera idropotabile con un'identificazione molto chiara dei comuni che erano a rischio. Quindi diciamo c'è stata un'ottima interfaccia di chi lavorava sull'esposizione ambientale, quindi misurava le sostanze nell'acqua, nella filiera idrica, rispetto a chi lavorava sul biomonitoraggio. E le due mappe sono sorprendentemente purtroppo sovrapposte, non sorprendentemente direi, purtroppo sovrapposte. E nel dicembre 2016 è partita un'azione di sorveglianza sanitaria della popolazione esposta dai PFAS da parte sempre della Regione Veneto e è in via di finalizzazione un accordo con il nostro istituto per condurre degli studi epidemiologici ad hoc su delle corti residenziali.
Bene, ora il caso della Regione Veneto è un caso sicuramente di una criticità ambientale molto seria, però in qualche modo è un modello di più facile intervento rispetto a quelle che sono le situazioni di esposizione ambientale di altre zone ad alta criticità ambientale a livello nazionale, perché in fondo nel caso della situazione della Regione Veneto è stato possibile tracciare da dove arrivasse l'inquinamento, è stato possibile intervenire con dei filtri in modo tale che venisse abbattuto l'inquinamento nella filiera idrica e adesso certo il problema, come vi facevo vedere, sarà soprattutto un problema di sorveglianza epidemiologica, quindi intervenire sulla popolazione esposta in tempo, e queste persone esposte sono continuamente seguite dai clinici, quindi è veramente una sorveglianza molto attenta che poi permetterà anche di capire quali sono gli effetti sulla salute, che al momento, devo dire, non emerge un quadro preoccupante, però sicuramente i livelli di bioaccumulo sono abbastanza drammatici. Però appunto dicevo dal punto di vista diciamo di quel percorso da esposizione a effetti sulla salute, il percorso è stato diciamo relativamente semplice perché anche a disposizione c'erano dei biomarcatori di dose interna, identificati anche grazie al fatto che c'era una categoria molto chiara di agenti chimici responsabili di questa situazione. Ma normalmente la situazione non è questa, è molto complessa. Qui ho messo la situazione come impatto ambientale che per esempio possiamo vedere nel SIN di Taranto, la storia dell'Ilval, credo che di nuovo l'avete tutti seguita dai giornali, e in questo caso nel SIN di Taranto, quindi questo sito ad alto impatto industriale, abbiamo una raffineria, un'acciaieria, abbiamo un porto, abbiamo le discariche, abbiamo i rifiuti illegali, quindi ci troviamo di fronte ad un'esposizione a miscele di contaminanti ambientali ed è anche molto difficile quindi immaginare che tipi di biomarcatori uno in questo caso possa utilizzare. E qui arriviamo all'ultima parte della mia presentazione, che veramente è dedicata soprattutto ai giovani. Mi auguro che ci siano giovani interessati alle politiche di salute ambientale e anche a fare ricerca nel settore, perché chiaramente il problema di questa esposizione a sostanze, a miscele di sostanze, porta veramente a purtroppo verificare anche i limiti del nostro approccio sperimentale, perché in questo caso abbiamo difficoltà a seguire questo percorso. E come vi dicevo all'inizio della mia presentazione, l'enorme progresso nel sequenziamento del genoma umano ovviamente porta a pensare: ma perché non possiamo sequenziare l'esposizione umana? Cioè è possibile trovare un modo di identificare questa molteplicità di agenti ambientali nocivi per la nostra salute? E questo è un approccio che si sta usando in questi anni nella comunità scientifica, si chiama esposoma. Questo un po' perché, come sapete, ci piace aggiungere questo omico a tutti i nostri approcci ultimamente, e quindi anche per l'esposizione si usa questo termine esposoma, che in realtà è un'idea molto brillante dell'attuale direttore dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, Chris Wild, che è l'idea di poter sequenziare le esposizioni, cioè di poter avere un quadro di tutte le esposizioni che abbiamo, non solo tutte le esposizioni, ma anche nel corso della vita. E questo cartoon identifica un altro problema molto importante, che la nostra suscettibilità ai fattori ambientali cambia nel corso della vita, per cui vi ricordate da quelle stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità già erano state identificate delle fasce vulnerabili, ma ancora più vulnerabile, lo vedrete in un momento, è proprio tutto il periodo pre e post natale. Questi sono gli strumenti che sono a disposizione, sono tutti strumenti ovviamente ancora in una fase di validazione scientifica, ma oggi esistono degli strumenti per poter creare delle mappe informative di inquinamento ambientale che possono essere interfacciate con mappe meteorologiche, possono essere fatti dei modelli di dispersione. Alcuni di questi approcci li abbiamo già visti, per esempio anche nel caso della Val d'Agri, no? L'altro problema di criticità ambientale della regione Basilicata. E sono a disposizione, cominciano ad essere anche molto usati in questi studi dei sensori individuali, per cui possiamo immaginarci di andare in giro per la città con un sensore che ci dirà alla fine della giornata a quante sostanze siamo stati esposti. È aumentata la ricerca nel settore dei biomarcatori
E poi soprattutto si usano le tecniche in fondo utilizzate, no, per il sequenziamento del genoma umano, possono essere ovviamente applicati anche a questa problematica. Certo cambia, diciamo, il tipo di strategia sperimentale che in genere siamo abituati ad utilizzare. Cioè in genere un ricercatore cosa fa? Formula un'ipotesi e poi cerca di verificarla con un sistema sperimentale. In questo caso questo sistema di approccio alla descrizione dell'esposizione si chiama untargeted, perché in realtà non si parte da un'ipotesi, si guardano i dati e dai dati si cerca di inferire quale sia la situazione. Ora, questo sembra così, uno di questi approcci dilettantistici ogni tanto di noi ricercatori, però in realtà ci sono già dei dati molto interessanti che fanno vedere che i contaminanti ambientali lasciano un'impronta sul nostro DNA e poi vedremo anche in un momento anche sul nostro epigenoma. Una vera e propria impronta digitale. E in realtà tutto questo noi lo sappiamo già da molto tempo, si parla in questo congresso di riparazione del danno al DNA. Ovviamente laddove la riparazione non è riuscita ad intervenire in tempo, se le lesioni non vengono riparate, aumenta la probabilità di fissare quelle modificazioni del DNA in mutazioni. Le mutazioni è un cambiamento irreversibile della nostra sequenza genomica. E quindi dobbiamo immaginarci che c'è la possibilità di poter identificare, fra l'altro considerate che ogni agente chimico-fisico induce delle mutazioni molto specifiche. Qui adesso non è importante che guardate i dati sulla sinistra, ma questo è un esempio di che cosa succede se andiamo a sequenziare un gene soppressore tumorale, quindi qui parliamo di tumori della pelle, andiamo a sequenziare un gene che è mutato in più del 50% dei tumori e ci domandiamo, dopo esposizione a ultravioletto, quindi nel cancro associato all'esposizione a luce solare, che sono per lo più i basaliomi, gli squamous cell carcinoma, eccetera, che tipo di mutazioni troviamo? E le mutazioni che troviamo, è interessante, sono proprio quelle attese dalla luce ultravioletta. Non c'è dubbio, è uno spettro assolutamente che non può essere confuso con altro, perché il danno da luce ultravioletta fa proprio delle lesioni tipiche su due basi adiacenti, quindi c'è proprio un'impronta digitale. E se pensiamo al caso del cancro del polmone, anche lì se andiamo a sequenziare i tumori nei fumatori, cosa troviamo? Di nuovo l'impronta digitale del benzopirene, e quindi in questo caso si trovano delle mutazioni molto diverse da quelle che troviamo nel caso del cancro della pelle. E questo è un esempio più complesso, ma che di nuovo fa vedere come in questo caso sono i tumori renali, il cancro delle cellule renali, che è stato identificato che ha come agente ambientale responsabile in una popolazione che vive nei Balcani l'acido aristolochico, che è una sostanza prodotta da queste piante del genere Aristolochia che contaminano le farine dei Balcani, per cui le popolazioni che vivono in quella zona, quando uno va a sequenziare i tumori che loro hanno, questi tumori delle cellule renali, quello che uno vede è di nuovo l'impronta dell'acido aristolochico. Quindi in realtà è vero, è possibile, andando a leggere il nostro DNA nei tumori, capire da che cosa e se i fattori ambientali hanno avuto un impatto sul sviluppo del tumore. E poi avrete sentito parlare, adesso c'è anche sui giornali questo fatto di come i fattori ambientali possono addirittura anche modificare il nostro epigenoma, che sono queste insieme di strutture complesse che regolano la funzionalità del DNA, quindi non c'è un cambiamento di sequenza, ma c'è un cambiamento della struttura. Su questo veramente vado molto molto velocemente, ma solo per farvi vedere che in questo caso il periodo prenatale e fetale potrebbe essere altamente suscettibile agli effetti epigenetici dei contaminanti ambientali. E questo è l'esempio dell'arsenico, ma è troppo complesso. E quindi ritornando sulla slide introduttiva, per chiudere, penso che le evidenze scientifiche mostrano in modo molto chiaro che i fattori ambientali hanno un impatto sulla salute umana. Vi ho parlato del problema della valutazione delle esposizioni, che per lo più è a basse dosi a miscele complesse. Avete visto come si interviene in un caso di criticità ambientale e spero di aver dato almeno qualche spunto per i giovani sul fatto che c'è tantissimo lavoro di ricerca da fare per poter migliorare le nostre stime. E questo è un cartoon dell'OMS
che ci dice che migliorare l'ambiente migliora la salute e fa vedere tutta una serie di strategie, questa è per i nostri politici, che devono essere seguite se vogliamo veramente migliorare l'ambiente per migliorare la salute. Grazie a tutti.